Cortina, in 1200 dicono no alla pista da bob prevista per i Giochi Invernali 2026 di Milano Cortina e Zaia va su tutte le furie. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 15 settembre 2022, la prima notizia del giorno riguarda l'imponente raccolta firme che sarà presentata al Comitato Olimpico relativa alla pista da bob prevista in costruzione a Cortina, appunto per i Giochi Olimpionici di Milano Cortina 2026. Il titolo che ho letto poco fa era quello dei quotidiani del gruppo Gedi, ma la notizia è su tutti i giornali locali di oggi. Andiamo sul Gazzettino, ad esempio: Cortina, pista da bob, ultimo appello al CIO. Zaia e il sindaco però parlano di un'opera fondamentale. Abbiamo quindi le dichiarazioni da un lato di Zaia, che parla di ricadute importanti per il territorio, dall'altro del sindaco Lorenzi di Cortina, che dice: rispettiamo le opinioni di tutti ma non intendiamo cambiare i progetti in corso approvati da tutti gli organismi. C'è la foto della vecchia pista da bob a Cortina d'Ampezzo, abbandonata, costruita e poi abbandonata, una opera rimasta lì così. Se ne prevede una nuova, il programma olimpico prevede un nuovo impianto fortemente voluto dalla regione, in particolare dal presidente della giunta regionale Luca Zaia, che infatti, di fronte alla notizia delle 1185 firme contrarie che saranno inviate al presidente Bach del Comitato Olimpico Internazionale domani a Roma, ebbene Zaia va su tutte le furie. E allora leggiamo la notizia anche sul Corriere del Veneto di oggi, che dedica un'intera pagina a questa questione dibattutissima, ed è quello che forse la spiega meglio. Cortina, oltre 1000 firme al CIO contro la pista da bob, l'ira di Zaia che chiede ora Bach decida. Bach è appunto il presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Allora, ricapitolando, la vicenda riguarda la pista da bob di Cortina, che fu inaugurata nel 1928 per i campionati mondiali universitari invernali, ma è diventata poi famosa con le Olimpiadi di Cortina del 1956. Questa la pista da bob già esistente, la pista appunto di Cortina Eugenio Monti, che è la più vecchia al mondo. Il primo cantiere fu avviato nel 23 e però è chiusa dal 1990. Il restauro permetterà di ospitare anche le gare di skeleton e di slittino, ma attenzione, perché non si tratta appunto di un semplice restauro di questa pista, che è storica, fu usata anche nel 1981 come set cinematografico di uno dei film di James Bond. Si tratta di una vera e propria riqualificazione, che è uno degli elementi cardine del dossier per la candidatura come sede dei Giochi Invernali 2026 Milano e Cortina, anche perché Cortina, tolto il bob, non avrebbe nient'altro, e quindi questo maxi intervento, che inizialmente costava 60 milioni di euro, è arrivato in 2 anni a un costo previsto di 85 milioni. Malagò dice: ci siamo aggiudicati le Olimpiadi anche grazie alla pista, senza possiamo cambiare città. Sì, perché appunto a Cortina ci sarebbe soltanto il bob in questi Giochi Invernali che si chiamano Milano Cortina, quelli del 2026, ma appunto a Cortina hanno quasi solamente la pista da bob. In ogni caso, appunto, c'è ampio dibattito sulla necessità di realizzare questa nuova pista da bob, sulle utilità che potrà avere, sul rischio che venga nuovamente abbandonata come quella già esistente, e quindi l'ennesimo appello per bloccare il cantiere olimpico. Parlano di opera inutile e costosa le oltre 1000 persone che hanno firmato contro la pista da bob. Dall'altra parte c'è l'ultimatum della regione, in particolare il presidente della giunta regionale Luca Zaia, che parla di un restauro essenziale nel dossier. Insomma, è attesa la risposta definitiva del CIO, che peraltro non aveva mai avuto parole tenere per la pista da bob, aveva dato pareri che invitavano a riflettere su questa scelta. Bach stesso ha sempre ribadito che le richieste dei territori ospitanti sarebbero state ascoltate,
Pochi mesi fa, con un certo scetticismo, si era espressa anche Evelina Cristillin, definita Lady Olimpiadi del Corriere del Veneto, fra i primi sponsor della candidatura italiana per i giochi invernali del 2026. Non ho convinto Zaia a puntare a Cortina su una pista temporanea e non sulla ristrutturazione di quella esistente, aveva detto in un'intervista al Corriere della Sera. Se non si vuole fare tesoro delle esperienze negative del passato, allora alzo le mani. Insomma, una serie di voci contrarie a questa pista. Vedremo come si definirà questa questione. Certo è che se il CIO dovesse esprimersi contro il progetto della pista da bob, l'intera mappa delle Olimpiadi 2026 potrebbe essere ridisegnata, e questo perché il Veneto, Cortina, in particolare la regione, hanno deciso di puntare tutto sulla pista da bob per il sito appunto di Cortina nelle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Bene, questo per quanto riguarda la notizia della pista da bob dibattutissima. Proseguiamo con 3 notizie flash. Oggi poche notizie sui quotidiani, quindi dalla rassegna stampa. Torniamo a parlare degli attacchi agli alpini dopo la dunata di Rimini, con una serie di segnalazioni di molestie o presunte molestie da parte di alpini, o comunque da parte dei partecipanti alla dunata nei confronti di diverse donne. L'Associazione Nazionale Alpini adesso, ieri appunto si era detto che aveva denunciato un politico veneto. In realtà le denunce nei confronti di cittadini veneti da parte dell'Associazione Nazionale Alpini sono ben 2. Dopo le offese, così ritiene appunto l'ANA, per le presunte molestie a Rimini, sono state già definite 4 querele per diffamazione. Tra queste ci sono anche una querela rivolta a un padovano e una a un vicentino. Insulti su social e TV pure da un politico, dice l'Associazione Nazionale Alpini. Tornano a ribadire gli alpini che l'associazione Non Una di Meno ha espresso opinioni che gli alpini non condividono, ma senza alcun eccesso che invece c'è stato da parte di altri. Quindi nessuna querela naturalmente nei confronti dell'associazione Non Una di Meno, ma nei confronti di chi ha esagerato e di chi avrebbe quindi offeso gli alpini. Vedremo queste querele a cosa porteranno. La notizia in ogni caso sulle pagine del Gazzettino di oggi era sostanzialmente un aggiornamento. Le querele nei confronti dei cittadini veneti sono 2 e non soltanto una, come ieri si leggeva sui quotidiani e sulla stampa locale. I quotidiani del gruppo Gedi oggi dedicano, come ormai quasi ogni giorno, una pagina intera invece alla politica, in particolare i temi delle elezioni politiche che si stanno avvicinando, ma ancora più in particolare una pagina dedicata alla crisi, ormai vera e propria crisi, della Lega, partito più vecchio in Italia, partito che governa il Veneto da ormai 30 anni, partito in crisi per tutta una serie di aspetti, e appunto ogni giorno quasi i quotidiani del gruppo Gedi comunque dedicano una pagina a il partito di Luca Zaia, di Matteo Salvini. Oggi cosa abbiamo come titolo? Lega Veneta al test Pontida. Si parla del raduno al Maxi Prato di Pontida, un appuntamento annuale della Lega da sempre. Tra precettazioni e veleni, 44 pullman in partenza, Padova, Covo di Fedelissimi. Allora il tema qual è? Essenzialmente quello della bassa partecipazione al Pratone di Pontida di quest'anno, almeno per quanto riguarda i militanti provenienti dal Veneto. Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi. Se nel 2019 i pullman partiti dal Veneto erano un centinaio, quest'anno saranno quindi meno della metà. Il partito si sta mobilitando ovunque, c'è un grande lavoro di squadra, si difende il coordinatore veneto della Lega Alberto Stefani, ma si parla di pressing sulle sezioni per alzare la partecipazione pena sanzioni disciplinari.
insomma siamo alla frutta. E nella stessa pagina c'è anche un altro articolo, si parla di Calderoli che è andato a Treviso per fare un comizio dopo il flop di Salvini con Zaia e addirittura il sindaco Mario Conte di Treviso, contestati di fronte tra l'altro a una platea di poche centinaia di persone. Ebbene, Calderoli ci riprova, ma la piazza resta fredda, la Lega non scalda più la piazza a Treviso, e questo chiaramente è un segnale estremamente significativo nella Treviso di Luca Zaia, presidente della Giunta regionale del Veneto da ben 3 mandati. L'ultima notizia di oggi sulle pagine del Giornale di Vicenza: tasse e pensioni, sfida con la coperta corta. Insomma, il Giornale di Vicenza ha intervistato 4 candidati alle elezioni politiche, naturalmente candidati locali. Si va da Fratelli d'Italia al Movimento 5 Stelle, passando per PD e Italia Viva. Insomma, i candidati dicono la loro su il tema delle tasse essenzialmente. Allora abbiamo Silvio Giovani di Fratelli d'Italia che propone di cancellare il reddito di cittadinanza per una flat tax graduale. Flat tax graduale è un concetto che meriterebbe di essere approfondito per la sua natura ossimorica. Abbiamo un po', però non abbiamo tempo di farlo. C'è Rosanna Filippin del Partito Democratico, candidata alla Camera, propone una mensilità in più all'anno tagliando le tasse sul lavoro, quindi un aumento di fatto negli stipendi dei lavoratori tramite una riduzione appunto delle tasse sul lavoro. Abbiamo poi Daniela Sbrollini di Calenda Azione Italia Viva, candidata al Senato: abolire l'IRAP, ridurre l'IRPEF e detassazioni per i giovani. Questa è la ricetta di appunto il cosiddetto quarto polo o quinto polo, è difficile tenere il conto. Movimento 5 Stelle, Gedorem Andreatta propone invece il cashback fiscale, dice con questo strumento detrazioni dirette nel conto corrente. Insomma, queste le proposte dei partiti. Sul Giornale di Vicenza in materia di tassazione e pensioni, anche se di pensioni non si parlava, devo dire la verità. E per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Noi torniamo a sentirci come sempre domani mattina. Nel frattempo, a tutte e tutti voi una buona giornata.